Benvenuti in mio nuovo video. Oggi siamo a Val Veneggia e facciamo la salita al Mugliaz, che dovrebbe essere quello. Sono in compagnia con Rudy e Christian. Ciao. Ciao. Facciamo un giro ad anello facendo il giro del Mugliaz. Dopo circa 30 minuti su strada bianca in Val Veneggia, qui teniamo a sinistra per rifugio Mugliaz. Qua comincia il sentiero. Fra 50 metri dobbiamo tenere a destra. Due ore, rifugio Mugliaz. Noi teniamo a sinistra, dopo circa 54 minuti teniamo a sinistra per rifugio Mugliaz. Baita Segantini. Qui è molto ripida, l'altitudine si sta facendo faticare, pochi passi al passo Mugliaz. Guardate che panorama. 2 ore e 11 minuti. Quasi 6 km siamo arrivati al passo Mugliaz. Piccola pausa e poi saliamo in vetta. L'ultima parte qua è bella ripida. Facciamo una piccola pausa adesso e poi saliamo. Riprendiamo il percorso dalla vetta. 50 minuti ancora. 400 metri di dislivello. Duretta, oggi è dura. Molto ripido, non è per tutti. Peccato, non si vede niente, nebbia, foschia, nuvole, in mezzo alle nuvole. Io oggi ho fatto fatica, non è per tutti arrivare in cima. Arrivati. Questa è la veduta della cima, mi dispiace per voi, non si vede niente. Dopo 3 ore più 10 minuti di pausa e quasi 7 km e 1087 metri di dislivello siamo arrivati in vetta. Peccato per il meteo, però va bene, dai. Almeno non è caldo, non sudiamo. Bravi ragazzi, bravi. Paninetto adesso veloce e poi andiamo giù al rifugio a bere qualcosa, una birretta, e poi facciamo un anello, un bel giro d'anello. Si sta aprendo, Val Veneggia,
e là in fondo siamo partiti. Si è aperto. Andiamo giù al rifugio a berci una bella birra. Peccato per il meteo che non si vede niente. La vetta secondo me è meglio farlo solamente se si vede il sentiero, perché con la nebbia è facile perdersi. Raggi da fare attenzione. Consigliato a un pubblico adulto o comunque che non abbia vertigini. La vetta dal passo Mulas alla vetta. Ci sia un sentiero che va su. 40 minuti di discesa, siamo arrivati al punto della partenza della salita della vetta. Adesso andiamo al rifugio. Rifugio Mulas. Guardate dove è questo nato. 1080 metri di dislivello siamo arrivati al rifugio alpino Volpi al Mulas. Un giro ad anello e scendiamo di là. A sinistra, se no là si scende a Falcade. Giriamo attorno alla vetta. La è abbastanza impegnativa, non è un bel camminare. Da sinistra. Guardate da dove siamo scesi, pare impossibile. Ultimi 150 metri di salita, poi si scende in Val Veneggia e poi la macchina. Pocket 2291, l'ultima salita, un meno impegnativa di quella prima. Spettacolo di colori, dal giallo intenso al rosso. Arrivati sopra la Val Veneggia.
teniamo a sinistra verso Val Venezia. Marmottona in vedetta. Noi stamattina siamo risaliti per il Sentiero Reale. Pare impossibile, ma c'è. L'anello del Murgaz. Adesso ritorniamo alla macchina per la strada bianca. Duretta, molto lunga. Dopo oltre 7 ore più pause, 1300 metri di dislivello e 17 km siamo ritornati a macchina. Giro molto impegnativo sia per la salita e soprattutto per la discesa. Se fate l'anello, se fate su e giù per la solita senza andare in vetta è fattibile per molti, non per tutti ma per molti. E il giro invece è molto impegnativo. Siamo bei stanchi. Un saluto da Rudy e Cristian. Ciao. Ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, mettete un like. Ciao.